Un buongiorno a tutti, un saluto, un benvenuto dalla prestigiosa Sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Lo dico sempre, quando appaio in queste dirette è perché 98% delle volte si parla di Polesine e mi piace riuscire a portare la realtà del mio territorio. Sono polesana, sono autoctona polesana dalla nascita e quindi insomma se ho la possibilità di mettere, è il caso di dirlo, sotto i riflettori il mio territorio è sempre una grandissima vittoria. Prima di iniziare vorrei davvero ringraziare tutti coloro che hanno permesso di essere qui oggi, perché c'è tutta una procedura, c'è un protocollo da seguire, insomma non è semplice, per cui ringrazio sempre di cuore Milva Tasso, che è il mio angelo custode ormai da 5 anni, ringrazio Roberto Turetta che oggi si occuperà dei comunicati stampa, insomma, da divulgare poi in maniera capillare su tutto il territorio, il dottor Ferrati che è una certezza, i tecnici che sono dietro i monitor non li vedo neanche bene, ma davvero non vi ho mai ringraziato a dovere, ma insomma senza di voi non riusciremo a fare granché, tantomeno la diretta, perché ricordiamoci che siamo in diretta sulla pagina del Consiglio regionale del Veneto. Ringraziamo Sebastiano che ci permette di far arrivare le nostre immagini ovunque, travalicando anche i confini del Veneto, e Attila che adesso è qui nascosto ma appare, quindi insomma ringraziamo anche lui. Se ho dimenticato qualcuno mi scuserà, però consideratevi tutti abbracciati, come diceva qualcuno, e ringraziati. Allora, oggi portiamo in Regione Veneto, in Consiglio regionale del Veneto, Canda, il paese di Canda, ovviamente provincia di Rovigo. Provincia di Rovigo è composta davvero da piccoli grandi paesi, tutti con le proprie risorse, però lasciatemi spendere qualche parola in più sulle piccole realtà, perché sono realtà di trincea, io le chiamo così. Si fa fatica a far arrivare risorse a questi paesi, si fa fatica a creare una progettualità, perché ovviamente anche i tecnici, gli operatori all'interno dei comuni sono numericamente inferiori rispetto a quello che avviene magari in altre realtà, però devo dire che questi piccoli paesi fanno grandi cose. E appunto Canda è uno di questi paesi. Canda con i suoi volontari e la sua Proloco. Io ormai da tempo vado dicendo che l'Italia, lo dice la Costituzione, è una repubblica fondata sul lavoro, ma io da un po' aggiungo anche sul volontariato, perché davvero grazie alle nostre associazioni riusciamo ad arrivare dove altri da soli non arrivano. Per cui il mio ringraziamento particolare va alla Proloco. Io nasco in Proloco, vivo una vita in Proloco, cioè da quando sono nata, per cui sono particolarmente vicina a questi volontari, come sono vicina però a tutti coloro che dedicano quello che hanno di più importante al mondo, e cioè il tempo agli altri. Oggi con noi in sala abbiamo Simone Ghirelli, sindaco di Canda, Maria Brancaleoni, consigliere comunale, Roberto Ghirelli, presidente storico della Proloco di Canda, Francesca Donegà, sempre appartenente al direttivo della Proloco di Canda, come Giuseppe Naglio, Antonella Sterza, socia della Proloco di Canda, e altro socio della Proloco di Canda è Alex Pelà. Sono tutte persone che di fatto vedo e conosco, non voglio dire quotidianamente, ma settimanalmente credo di sì. Peraltro Canda adesso esce da un weekend assolutamente incredibile, era diventato caput mundi questo paese, insomma altro segno che davvero questo paese, questa Proloco lavorano. Ma oggi arriviamo al dunque, parliamo della 21ª edizione della festa del gnocco di patate. Allora, c'è un po' di leggerezza, di superficialità, di semplicità quando si parla di sagre. La realtà è che le sagre rappresentano eventi di identità, di tradizione e di folklore dei nostri paesi che non devono essere dimenticati. Qui si fa la storia di un paese, si fa comunità, perché come dicevo prima vive veramente una collaborazione incredibile, vera, concreta, lo vediamo, la tocchiamo con mano.
ma davvero si ricorda la tradizione che era un po' dei nostri nonni, dei nostri avi, dei nostri ascendenti. Se non ci fossero queste manifestazioni, forse parte della nostra storia, delle nostre radici andrebbero perse. Sarebbe davvero un grande peccato. Per cui grazie per l'opportunità che date alla comunità di ricordare le nostre radici, grazie perché davvero create collaborazione, passione, amore per un territorio che ha bisogno anche di essere considerato per certi aspetti, perché noi da provincia al sud del Veneto molto spesso abbiamo bisogno di sgomitare più di qualcun altro, lo sappiamo, ma sappiamo lavorare, lo sappiamo fare bene, quindi è giusto anche divulgarlo. E grazie perché ancora una volta abbiamo la possibilità di dimostrare al mondo che Proloco non è solo la festa di paese, perché qui dentro c'è molto di più. C'è l'amore per la propria terra, c'è l'amore per la propria gente e c'è la volontà di dimostrare a tutti, fuori dai confini di Canda, fuori dai confini di Rovigo, fuori dai confini del Veneto, quanto il Polesine valga e quanto si impegni. Per cui grazie di cuore a tutti voi. Io adesso chiamerei qui di fianco a me proprio il primo cittadino, il sindaco di Canda, Simone Ghirelli, che ringraziamo. Allora, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto Laura per l'invito di questa opportunità. Il primo ringraziamento è proprio per Laura, perché onestamente non ho mai trovato in questo anno una persona così vicina al nostro comune, al nostro territorio come Laura. E il mio ringraziamento sincero, di cuore. L'altro giorno, quasi domenica, sabato, sei sempre stata con noi in paese per questa manifestazione e ogni occasione è buona per essere vicina a noi, per testimoniare la tua vicinanza. E questo non è scontato, sinceramente, e quindi da parte mia, da parte di tutti noi, chiaramente un grande grazie per tutto, per questa opportunità di essere qui oggi, per mettere in luce ovviamente quello che noi realizziamo sul territorio, quello che la Proloco realizza sul territorio, e so bene quanto tu sia vicina anche in generale a tutto il mondo del volontariato, in particolare al mondo delle Proloco. E quindi ti ringrazio veramente di cuore e chiedo a tutti un applauso per la consigliera Cestari, perché è sempre con noi. Anche con l'amministrazione abbiamo collaborato su tanti progetti durante questo primo anno, insomma un anno abbondante di amministrazione, e quindi io mi sono sempre trovato un supporto, un sostegno importante in te. Oggi siamo qui giustamente con la Proloco del nostro paese, una Proloco che è un elemento fondamentale, devo dire, per il nostro paese. Noi siamo un paese come Canda, un paese piccolo, abbiamo 820 abitanti, però che ha la fortuna di avere un mondo del volontariato molto attivo. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo un tessuto proprio del volontariato importante e sicuramente la Proloco riveste un ruolo centrale in questo mondo, un ruolo centrale anche per l'amministrazione, perché la Proloco in generale, ma in particolare la nostra Proloco, si dà da fare, è sempre attiva e collabora attivamente con l'amministrazione per realizzare tanti progetti che altrimenti non sarebbero in grado di essere realizzati. Veniamo freschi, come dicevi tu, giustamente, dallo scorso weekend in cui abbiamo portato nel nostro paese, attraverso il progetto dei borghi fluviali, promosso insomma dalla provincia, come comune capofila Frattapolesi, eccetera, delle iniziative che senza il loro contributo, senza il loro sforzo, non avremmo sicuramente avuto la capacità di portare a casa. E questo è un esempio, ma un esempio su tanti fronti ovviamente, e la festa del gnocco, la 21esima festa del gnocco, è una dimostrazione. L'anno scorso ogni anno ci porta nel nostro territorio turisti provenienti anche da paesi vicini o più o meno vicini, perché arrivano anche da fuori provincia, da fuori addirittura regioni in alcuni casi, e questo sicuramente è un elemento fondamentale perché la Proloco riesce, attraverso i suoi prodotti, attraverso anche l'ospitalità che dona a chi viene a trovarci, a visitarci, dona tutto il suo amore, tutta la sua passione per il territorio. E questo è sicuramente un elemento fondamentale che caratterizza sicuramente tutti i volontari,
tutti i soci e tutti quelli che oggi sono presenti qui e quelli che anche oggi sono ovviamente a casa e sono impegnati nelle loro attività. Stiamo tra l'altro preparando appunto, alcuni che oggi non possono essere qui perché sono comunque in preparazione appunto della festa, e quindi comunque li ringraziamo. Anche a loro sicuramente va un nostro grande applauso, un nostro grande ringraziamento per tutto quello che fanno costantemente. Per noi quindi la Proloco come amministrazione è un valore fondamentale, è un valore fondamentale di tutto il volontariato in generale, tanto che la Proloco per noi ha un ruolo fondamentale nel momento in cui ci lega anche da anni, abbiamo rinnovato anche da poco una convenzione per tutto quello che riguarda la promozione turistica, culturale, non solo enogastronomica appunto, del nostro paese, e questo è merito sicuramente alla loro sempre disponibilità. Quindi per noi è sicuramente questo un grande valore aggiunto. Devo dire che l'anno scorso, con la prima inaugurazione che abbiamo fatto come sindaco, come amministrazione della scorsa edizione, della 20ª edizione della Festa Gnocco, ha dato dimostrazione come questa festa sia riconosciuta come elemento centrale del nostro territorio, del nostro Polesine. Abbiamo avuto l'onore di avere presenti, oltre a te Laura, gli assessori regionali, abbiamo avuto una ventina di sindaci che hanno partecipato all'inaugurazione, simbolo proprio di come sia sentita e di come sia vissuta pienamente questa festa, non solo appunto da Canda, ma su tutto il territorio limitrofo polesano. E questo è il frutto di un lavoro di tanti anni, sicuramente di farsi conoscere, di farsi sempre di più pubblicità positiva, e la pubblicità positiva deriva da voi, deriva da come voi vi mettete in gioco, da quello che voi offrite, da quello che voi siete in grado di offrire a chi arriva e accogliete. Quindi ecco, io posso solo dire che insomma un grande ringraziamento per loro, per tutto quello che svolgono, per tutto quello che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente in futuro sempre con la stessa energia. Un cenno importante voglio farlo anche al fatto che che la Proloco di Canda è una Proloco che sa ben, come possiamo dire, combinare l'esperienza con la nuova gioventù, le nuove leve, possiamo dire così, che si sforzano, si impegnano attivamente, concretamente per il nostro paese. È bello questo, perché credo che ci sia questo anche susseguirsi, no? E un passaggio generazionale anche di consegne, di quello che sono i saperi di chi giustamente ha la maggiore esperienza, insomma da tanti anni svolge questo ruolo in Proloco, con le nuove generazioni che imparano da subito ad essere in società, a fare comunità, a fare gruppo, a fare squadra e mettersi in gioco per il proprio paese. E questa è la cosa più bella. Come sindaco promuovo fortemente che i giovani, sindaco giovane insomma, promuovo fortemente che i giovani si mettano in gioco in prima linea, e io ho la fortuna di avere, adesso qui oggi c'è Alex in rappresentanza anche un po' dei nuovi soci giovani, delle volontari giovani della Proloco, ma tanti giovani ragazzi comunque che si impegnano per il territorio, e questo è un grande valore, è una grande fortuna, e bisogna sicuramente coltivarla, perché è il nostro futuro, è il nostro futuro su cui costruire, su cui crescere. Quindi io vi ringrazio ancora tutti, ringrazio ancora te Laura per l'invito, per l'ospitalità sempre veramente magnifica. Ti aspetto ovviamente a Canda per l'inaugurazione venerdì sera, e un ringraziamento ancora alla Proloco, e a voi buona giornata. Grazie di cuore. Il sindaco Ghirelli è uno dei sindaci più giovani della regione, quindi insomma lo annoveriamo nel podio dei sindaci più giovani, quindi ecco, è un bel segno anche. Allora, io adesso chiamerei qui sul palco di fianco a me il presidente dell'Associazione Proloco di Canda, Roberto Ghirelli, che ringrazio. Una fatalità che ci chiamiamo Ghirelli tutti e due. No, dico, buongiorno a tutti, è una fatalità che ci chiamiamo Ghirelli tutti e due, ma io sono solo il papà di Simone Ghirelli. Ma al di là di questo particolare, buongiorno a tutti, sono il presidente da un bel po' di tempo, un 25 anni circa, una cosa del genere.
riesco a resistere, resistiamo, abbiamo un bel gruppo, diciamo anche abbastanza importante, sia di persone adulte e in questi ultimi tempi anche di persone giovani che si stanno mettendo in gioco, e questo mi fa molto ma molto piacere, onestamente, perché vuol dire che comunque abbiamo trasmesso delle belle cose e che di conseguenza ci vedono come un faro in mezzo alla nebbia, perché noi abbiamo anche le nebbie nel Polesine, quindi di conseguenza ecco, noi siamo un faro. Detto questo, la Proloco è una realtà che che esiste da 30 anni, perché siamo nati nel 1900. Faccio un po' di cronistoria, giusto già che ci siamo, per ricordare un po' a tutti da dove partiamo. Dal 95-96 c'ero anch'io quando l'abbiamo fondata, poi attraverso altri passaggi siamo arrivati fino a qua. Io penso alle prime edizioni, diciamo, ecco, io ho la maglietta viola oggi, così almeno ci identifichiamo. Detto questo, penso alle prime edizioni, diciamo, della festa del gnocco, 20 anni fa, in poche parole, siamo partiti con una terrina di gnocchi, così per provare, e ha funzionato. Il secondo anno abbiamo detto, bene, facciamo 2, ne facciamo 3, e poi insomma siamo andati avanti e siamo arrivati fin dove siamo arrivati, insomma, dove ne facciamo molti, ma molti di più. Detto questo, oltre a quello, noi veniamo da altre esperienze, che sono quelle di giugno con la festa di Sant'Antonio, che quest'anno l'abbiamo anche, come dire, cambiata un po' come nominativo con la festa del salame polesano. Abbiamo voluto creare anche lì una manifestazione un po' a tema, restando sul territorio, visto che il salame polesano è molto conosciuto in giro per il Veneto e non solo. Quindi di conseguenza ci siamo avvalsi anche di alcuni operatori che lavorano sulla macelleria, su quello che riguarda la lavorazione della carne, e in più nel tempo dei tempi noi abbiamo portato sempre avanti un altro esempio, che è quello del teatro in villa. Precedentemente è un'estate teatrale che facciamo tra luglio e agosto, e mentre adesso siamo rimasti in piazza, perché purtroppo Villa Animo Cinigo, che ci rappresentava e ci rappresenta in qualche modo anche sullo stemma, in questo momento è un po' chiusa con il chiavistello, quindi non riusciamo ad entrare. Spero che un giorno o l'altro succeda anche questo, che ci possa entrare di nuovo. Detto questo, io spero anche che quest'anno le cose vadano per il verso giusto. Speriamo che il tempo si fermi un po' quel maltempo, visto ieri l'esperienza anche di Badia Polesine, 300, da quello che mi pare. Da noi insomma è andata discretamente. Ha rovesciato una campanina, giusto per ricordare il territorio proprio della piazza, e con il vento è volato via. Vabbè, insomma, comunque sono cose che si rimediano. Non ci sono stati danni a cose e a case e anche a persone, quindi siamo insomma messi abbastanza bene. Che dire, cosa devo dire? Non so, io voglio ringraziare i volontari sicuramente, che sono qua presenti, ma anche quelli che sono a casa. Ce n'è uno in particolare che è il vicepresidente, che è super attivo e super ansioso, e che è là, che sta aspettando con ansia che noi arriviamo in modo che possiamo continuare i lavori. Detto questo, no, penso anche l'emozione comunque di poter stare vicino a uno schermo in consiglio regionale, e non è una cosa da tutti i giorni. Ti ringrazio Laura, non ho altro che da dire quello, ringraziare, ma ti ringrazio anche in un'altra maniera. Noi abbiamo pensato anche di farti un piccolo dono della comunità e della Proloco di Canda, e quindi abbiamo portato via anche una maglietta identificativa che abbiamo appena fatto, eccola qua, in cui c'è scritto Proloco Eventi, Canda e Eventi, se volete farlo vedere, eccolo qua. Eccolo qua. L'abbiamo fatta per quel famoso fine settimana che abbiamo appena trascorso, insomma, che è stato un po' impegnativo. Ecco, io la consegno metto la taglia. Grazie. Ecco, quindi quando invece di andare là, vieni qua e iniziamo. Ok? Perfetto. E quindi insomma c'è posto per tutti in questo posto bellissimo, che è sempre
quello è dove c'è tutto il programma e tutte le cose da mangiare e da bere. Che dire, ringrazio ancora io. No, sono io che ringrazio voi anche per lo stimolo a venire a lavorare con voi alla sala. Questo insomma, ecco, poi dopo ci sono le varie tutele, caratteristiche di ogni cosa, perché come proloco devo dire, ecco, tra le varie righe, perché essendo un dirigente, perché mi ritengo un dirigente delle Proloco ormai con l'anzianità che ho, e quindi conosco un po' tutta l'iter che c'è dietro una festa e quello che c'è da fare, quello che c'è da preparare, quello che c'è da scrivere, quello che c'è da mandare e quello da fare. Quindi bisogna essere con cautela tutti quanti a posto, le assicurazioni, le cose, le tessere, tutta questa roba qua. Quindi non è cosa da poco tenere a bada un po' tutto quanto il discorso. Ripeto, noi operiamo dall'inizio dell'anno, per dire dalla Befana o Brusa Vecchia che sia, noi la chiamiamo così, fino avanti o il pane e vin che le chiamano qua da noi, o qua da voi insomma forse, e arriviamo fino a Natale sostanzialmente, non siamo mai fermi sostanzialmente, questo è il discorso. Per quello che ci manteniamo giovani, io ho 90 anni, lui ne ha 85, però insomma siamo ancora qua con le nostre gambe tranquillamente. Scusate, sono un po' così io, normalmente. Quindi ringrazio ancora la signora Milva che ci ha accolto e ci ha portato anche nel bar, bella roba, veramente. Quindi, e ringrazio anche tutti gli operatori. Bene, a questo punto grazie Laura Roberto. e grazie consigli. Grazie anche per la spontaneità che sempre metti nelle cose. Bene. Grazie, ecco. Grazie di cuore, ti siamo davvero tutti grati. Non so cosa sia questa, però. Ecco, recupera i pezzi. Recuperiamo i pezzi. Benissimo. Grazie. Grazie a te di cuore. Io adesso continuerei sempre con un esponente della Proloco e chiamerei Francesca Donega qua di fianco a me. Che dire? Allora, io sono colei che fa da mangiare, che pensa di che prova a far da mangiare, insomma. Quindi mi occupo della preparazione dei sughi per quanto riguarda i gnocchi, poi faccio anche qualche altra cosa. Però in questo caso volevo un attimino spiegare, raccontare l'origine della festa del gnocco proprio il 29 di settembre. Ecco, allora noi, proprio il nostro territorio compreso, cioè praticamente siamo la Mesopotamia del Polesine, tra il Po e l'Adige, ecco, proprio in questa piccola parte del Polesine si mangiano i gnocchi con lo zucchero, cannella e burro. Originariamente si mangiava così, poi dopo nel tempo è stato aggiunto anche il formaggio, però originariamente era così. Ma poi ci si chiede, ma perché proprio il 29 di settembre? Una volta la nostra società contadina, il 29 di settembre era la data di chiusura dei lavori della campagna, per cui c'era il trasloco dei contadini che si spostavano da una corte all'altra. Una volta le corti avevano la possibilità di avere tante case, tante abitazioni, quindi erano costituite da più abitazioni. E quindi si spostavano da una corte all'altra e quando rientravano in una corte gli abitanti che ci stavano già li accoglievano con un piatto di gnocchi dolci, perché i gnocchi dolci sono di buon auspicio, sono forieri di cose buone e anche di proprio di ricchezza, ecco. Quindi, come dire, non so, uno dice porto il cornetto perché porta fortuna, no, da noi si usa fare un piatto di gnocchi perché i gnocchi sono appunto come si dice, di accoglienza e non solo, anche proprio di abbondanza e di condivisione con gli altri, ecco. Questo è, diciamo, questa è la storia. Poi nel tempo appunto abbiamo aggiunto anche il formaggio, perché comunque anche il formaggio
che si faceva una volta in quasi tutte le case dove si aveva il bestiame, il formaggio 1-2 lo si teneva da parte nella madia a avere una stagionatura molto più lunga, per far sì di poterlo grattugiare e fare questi gnocchi e mangiare i gnocchi, perché una volta, tra l'altro, i gnocchi si mangiavano sempre al giovedì, quindi ogni settimana al giovedì si facevano i gnocchi. Solamente nella settimana santa i gnocchi si faceva, adesso lo dico in dialetto perché si facevano al venerdì, infatti si chiama il venerdì gnoccolaro, ecco. Però altrimenti il giorno adibito a mangiare i gnocchi era il giovedì. Ecco, io più di questo non so che dire. Grazie, perché così abbiamo anche dato una radice storica a questa festa. Dunque, io adesso chiuderei gli interventi di oggi con una rappresentanza più giovane, diciamo, della Proloco, le cosiddette nuove generazioni che adesso prenderanno piano piano il testimone, però mi piace pensare che ci sia quest'unione tra esperienza e nuove generazioni che in qualche modo si stringono la mano e portano avanti il lavoro nella nostra terra. Quindi chiamerei qui Alex Pelà, socio della Proloco di Canda. Eccoci, grazie Laura ancora per l'invito e per la grande ospitalità che ci avete rivolto oggi. Io molto brevemente vorrei ricollegarmi a quanto esposto in precedenza da voi e dal sindaco Ghirelli, concentrandomi su 2 parole in modo particolare, quelle di comunità e quelle di volontariato e identità. Io faccio parte, insomma, sono socio della Proloco ormai da 4-5 anni, ho iniziato giovane, però la passione mi ha catturato sin da subito. Ho avuto la fortuna e il piacere di crescere insieme al sindaco, che proprio insieme ci siamo appassionati a questo mondo. Quindi vorrei un po' riassumere, diciamo così, le caratteristiche peculiari della nostra Proloco in 3 parole chiave, che secondo me sono amore, passione e identità del nostro territorio. Sono valori che forse un po' nelle nostre piccole realtà locali si stanno, credo, perdendo, soprattutto nelle nuove generazioni. E invece credo che una dimostrazione, la nostra festa del gnocco, ma la nostra Proloco, è una dimostrazione di integrazione fra vecchie, mi permetto, generazioni e nuove generazioni, perché abbiamo la fortuna di avere importanti persone di grande spicco, calibro, di esperienza, che ci insegnano quotidianamente, sia nella parte di organizzazione che nella parte di esecuzione vera e propria della Proloco. Ci insegnano e ci trasmettono quello che per loro è fondamentale, che sono proprio queste 3 parole chiave: l'amore per quello che si fa, la passione di fare quello che si fa e, perché no, un po' di sana identità, rodigina e puesana non guasta mai. Quindi questi credo siano i 3 valori indispensabili che non solo la Proloco ma le nostre piccole realtà locali dovrebbero comunque apprendere e che noi siamo chiamati in primis in qualche modo a trasmettere. Poi la seconda parola, oltre a quella di comunità, abbiamo ragionato sul volontariato. Il volontariato è un altro aspetto che forse si sta perdendo, ma che grazie anche a queste manifestazioni credo abbiamo il dovere di ripercorrere, di rimparare ancora il valore del volontariato. Ovvero volontariato credo voglia dire mettersi a disposizione dell'altro, in toto, perché anche siamo quasi al termine della fase di preparazione e solo adesso sto capendo quanto impegno, quanta costanza, quanta esperienza e dedizione ci voglia, perché noi vi aspettiamo ovviamente numerosi, quindi una volta che vedrete tutto allestito sarà, immagino, sicuramente un grande successo come ogni anno, però dietro ci sono persone numerose, abbiamo la fortuna, che si impegnano giorno dopo giorno, mattina, pomeriggio, sera, anche con la pioggia, posso garantirlo, che si impegnano proprio per la migliore riuscita di questo evento, di questa sagra. Io quindi riassumo e concludo, credo che nel nostro Proloco, la nostra Proloco di Canda abbia un valore aggiunto, ovvero un perfetto mix tra il progresso, rappresentato un po' da noi giovani, e la tradizione che deve essere comunque tramandata. Tradizione e progresso non vanno di pari passo, contrariamente a quanto si pensi oggi che magari una può escludere l'altra. Invece crediamo fortemente che attraverso anche questi eventi
possiamo trasmettere quelle che sono le nostre tradizioni e i nostri valori. Quindi io ringrazio ancora insomma il sindaco Ghirelli in primis veramente per tutta la passione con cui segue sempre queste manifestazioni, a lei Laura insomma per averci accolto. E che dire, noi vi aspettiamo ovviamente numerosi. Voglio ringraziare, prima che mi dimentichi, anche tutti i miei colleghi, soci, giovani, con cui stiamo condividendo questo percorso semplicemente meraviglioso, un percorso penso di apprendimento costante e quotidiano, dove il valore sì è rappresentato da noi, ma soprattutto anche dai nostri pilastri. Ecco. Quindi grazie e vi aspettiamo numerosi. Grazie Alex, ci ricordi adesso, adesso ne approfittiamo, Certo. perché inizia venerdì, abbiamo alle ore 19 taglio del nastro, mi raccomando, in piazza Dante Alighieri a Canda, ma spieghiamo anche per quanti giorni va avanti, perché così sono tutti Sì, pronti, inizieremo appunto con l'inaugurazione venerdì, questo venerdì 26 se non sbaglio, benissimo, e proseguiremo fino a mercoledì 1° ottobre. Ovviamente non ci sarà solo stand gastronomico, che ovviamente è la perla, diciamo così, della nostra sagra, ma sarà messa a disposizione una pista da ballo dove, tempo insomma permettendo di questi giorni, potremo lanciarci in folli danze sempre tipico stile polesano, esatto. possiamo lanciarci, sì. Però ho visto anche che c'è un raduno di vespe. Domenica alle 9:30 del mattino, domenica 28, ci sarà il raduno di vespe, altro evento tradizionale sempre racchiuso in questa festa del gnocco, dove ovviamente poi seguirà anche il pranzo con chi parteciperà insomma all'evento. Grazie, comunque insomma se googoliamo si trova anche tutto il programma della nostra fiera e quindi vi aspettiamo numerosi e programmiamoci, veneti che siete all'ascolto e non solo, vi aspettiamo alla 21ª festa del gnocco di patate a Canda. Grazie a tutti, un abbraccio ai volontari.